È dal 2013 che Mare Amico denuncia di una villetta a Zingarello in bilico su una montagna, quindi a rischio frana. Dopo 2 anni adesso avete prodotto un video denuncia che è andato in onda in molte reti nazionali. Adesso la vicenda pare essersi sbloccata e positivamente. Brava, sì, è proprio questo l'elemento importante. Noi siamo riusciti a creare un video shock con il nostro drone che ha avuto la visualizzazione di 500.000 di persone solo nel sito di Repubblica, ma poi se ne è interessato anche Canale 5, Rai 3, il Corriere della Sera, e quindi questo schiaffo mediatico è stato utilizzato dal Comune di Agrigento per sbloccare la situazione. Finalmente si è trovato l'accordo con gli eredi dei proprietari di questa casa abusiva. Martedì prossimo il Comune di Agrigento provvederà in danno ai proprietari l'abbattimento di questa casa e quindi si scongiurerà il pericolo di caduta durante la stagione estiva che poteva provocare dei danni seri e quindi uccidere qualcuno, anche se la zona vi è il divieto di balneazione proprio per questi motivi. Anche se la zona sottostante, la battigia è interdetta al transito, comunque i bagnanti la fruivano ugualmente. Sì, da anni la Capitaneria di Porto e il Comune di Agrigento inibiscono la balneazione in quei luoghi, però migliaia di persone, soprattutto nei weekend, vanno a fare il bagno lì perché quella è un mare, l'unico mare non inquinato del Comune di Agrigento, però a rischio caduta e a rischio caduta casa. Quest'anno almeno il rischio della caduta casa non ci sarà più, visto che lo abbatterà il Comune di Agrigento. Che ne pensa di questa zona, del fatto che siano state edificate numerose villette su un terreno che è a rischio frana? Allora, l'abusivismo lì è datato agli anni 70, l'arretramento della falesia ha portato delle case che erano abusive, erano state costruite a 20-30 metri dalla battigia, con l'arretramento della falesia si sono ritrovati proprio a strapiombo sul mare. Non andavano costruite lì, non andavano smontate le barriere soffolte che hanno accelerato il processo erosivo e purtroppo ora i nodi vengono al pettine e stanno iniziando a cadere, andare giù le prime case.